Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! È ancora domenica mattina, sì. È ancora Senz'altro domenica, Senz'altro. È ancora Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Che bella Bravi, presentazione. bravi. Per questa puntata di Senz'altro domenica ci saranno tantissimi ospiti, tantissime rubriche, certo. Davvero? E tantissime domande, tipo cosa hanno in comune Isabella Fogliazza, Ronald Walken, Mario Girotti e Stefani Joanna Angelina Germanotta? Che non ne conosco neanche uno. Questo Ma la potrebbe essere Germanotta è Lady Gaga. Bravo, e infatti tutti questi hanno in comune che hanno un nome d'arte. Ah, Nello ok, specifico ok. sono Isabella Ferrari, Ma dai. Christopher Walken, Terence Hill, Mario Girotti, è vero. e Lady Gaga. Lady Esatto. Gaga. E poi l'altra cosa è che festeggiano tutti il compleanno in questi giorni, perché a sono nati marzo. tutti quanti a marzo. Hai capito, Mitico, hai capito. bello. Mitichi, Ma che mitichi. cosa hanno in comune Filippo Borille, Gaetano Rocco Guadagno e Marco Zuin? Sono tre nomi d'arte. Ah, esatto, siamo tre ebeti, Sì, questo giusto, assolutamente è corretto, sì. è corretto. E soprattutto siamo coloro che vi terranno compagnia per le prossime 2 ore di Senz'altro domenica. Siamo arrivati ad un punto importantissimo di questa puntata di Senz'altro Ma domenica. si è appena iniziata. Beh, è già un punto importantissimo, assolutamente, perché Pippo ha un quaderno di fronte a sé, sì, scritto a mano, degli di appunti, suo pugno. con degli e quindi appunti. sono davvero curioso di sapere che cosa ci va a raccontare. Allora, è una cosa che ho scoperto da poco che mi è piaciuta talmente tanto che ho pensato di condividerla. non credo che si possa raccontare in radio. No, però. quella, l'altra. un'altra. Tra poco. Allora, Ben mai di svegliarvi al mattino e di sentirvi particolarmente stanchi Sì, o sempre. di essere in macchina durante il giorno e che viene, non dico il colpo di sonno, però proprio quella stanchezza che ti fa pensare: ma perché sono così scarico di energia? No, vi capita mai di fare Sì, questo può pensiero? succedere. La prima sì, la seconda no. Ok, allora comunque c'è un suggerimento che vi posso dare. Uno studioso che si chiama Schwartz, ripetiamo insieme: Schwartz! Bravi, proprio così. È quello che correva, no? No, quello era Schwarz. ha scoperto che per sentirsi bene, carichi di energia, dobbiamo prenderci cura di 4 energie, perché tutti noi abbiamo 4 energie, che sono una fisica, una mentale, una emotiva e una spirituale. Ok? Sembra molto difficile. In realtà lui dice che non devi fare grandi cose, ma delle microazioni Bello. che riguardano queste 4 energie. 4 microazioni. Quattro Bravissimo, microazioni. tipo l'energia fisica riguarda o la gestione del tuo sonno, della tua alimentazione oppure del tuo movimento fisico. Certo. Quindi un'azione che potreste fare per prendersi cura dell'energia fisica, non so, è parcheggiare un po' più lontano rispetto al tuo ambiente di lavoro. Perché quei 100 fare- passi che fai in Bravo. più ogni giorno sono 500 alla settimana, che in un anno sì. diventano tanti di più. Grazie, Oppure Schwarz. fate voi i conti, perché non sostituire voglio. del cibo spazzatura per un tot di tempo. Insomma, Adesso non esageriamo, una sulle due. Sì, dai, basta non una, posso basta farne una. tutte, esatto. Parcheggiate 100 metri più in là e mangiatevi un sedano. Esatto, Ecco, vai. esatto. Insieme. Energia mentale, un esempio molto bello è quando torno a casa la sera da lavoro mi disconnetto dalla tecnologia. Questo Cioè, è bello. questo sì, questo è questo è bello. prendo il telefono e lo metto in un cassetto. Non vado a dormire con il telefono a fianco. O lasciate il Bravissimo. telefono in macchina a 100 passi da casa. Anche, Questa anche. può essere Sotto un sedano. Esatto. Energia emotiva, tutto ciò che riguarda generare gioia. Quindi Bello. mi guardo un film comico, vado a vedere lo spettacolo comico di qualcuno, per esempio. Marco e Pippo Noi facciamo con trio. spettacoli. Noi Bravo. facciamo spettacoli. Oppure al risveglio al mattino elenco 3 cose belle che farò in questa Bello, giornata. bello, mi piace molto. Energia spirituale, per chi crede a una fede religiosa, Certo. può essere, ma semplicemente la contemplazione della natura. Quindi immergersi a guardare un bosco, a guardare il sole al mattino. Quindi Esci di casa e guarda la tangenziale. Beh, non No, tutti no, abitano no, vicino. vabbè, certo. Però pure prendersi cura del gatto, del cane. E bello, conta gli uccellini che bello, in questo bello. periodo dell'anno Capito? cinguettano. E quindi qual è il messaggio? 4 microazioni per sentirci più carichi ogni giorno, oltre che naturalmente caricarvi con Senz'altro domenica.
Ragazzi, abbiamo iniziato troppo alti questa mattina, dobbiamo subito andare verso il basso. Bravo. E se andiamo verso il basso, chi incontriamo? L'assessore Ciano Contin. Troppo buoni ragazzi, ciao persone. Non credo fosse un complimento, assessore. Grazie per essere con noi anche questa domenica, assessore, con tutti gli impegni da politico che ha, ma anche da imprenditore, Bravo, perché ma- ricordiamo che lei è un'azienda. Senz'altro la Ciano Imbriagato. Ciano imbriagato. Ciano Senz'altro Imbriagato. abbiamo un'azienda vitivinicola. Certo, sì. Ciano Imbriagato, Ciano Imbriagato, no. Certo. Senta, qual è la cosa più difficile nel fare l'imprenditore oggi? Ma guarda, senz'altro la gestione dei dipendenti. In che senso? Scusa, aspetta, che dopo i sindacati che tu non posso piccia male i dipendenti. La gestione dei miei preziosissimi collaboratori. No, però scusi, perché dici che gli abbonatori così mi pare Sembra un po' sminuire, anche- scusi, no, eh. infatti. Lungi da me sminuire i dipendenti. I cosi. Collaboratori. collaboratori. No, i cosi, i Sì, collaboratori. allora, se lei dice i cosi, i cogliamenti, cioè così vuol dire che non ci crede neanche No, lei. per scusi. carità, chiamiamoli collaboratori. Se Ancora? no i sindacati mi rompe dopo. No, No, ma- non è per, ma- lo deve fare per i sindacati. no. Allora, dicevo, la cosa più difficile è incontentare tutti. Sì, Immagino, a Sì, sentire sì, l'inizio sì. immagino. Anche Perché? l'italiano è la cosa più difficile nel suo caso, però A volte, vedi, tu fai tante cose che pensi che siano bellissime. siano bellissimi. Ma c'è anche tanta gente che ti parla alle spalle, tanta gente meschina. Certo. Per quello si dice meschina, perché ti parlano alle spalle, capisci? Assessore, prima Meschina. che la picchi, Esatto. ci faccia degli esempi. Tipo, abbiamo tolto di timbrare il cartellino perché le persone è bello che si organizzano il lavoro con i suoi tempi di vita, di lavoro, no? certo. E gli abbiamo anche dato lo smartphone aziendale per poter lavorare ancora meglio. Certo. Credete che qualcuno ha avuto il coraggio di lamentarsi perché nel smartphone pare che ci sia un microchip che ci segnala ogni spostamento della persona ogni secondo, anche quando vanno in bagno. Scusi, ma Dai, allora non cosa serve togliere il cartellino? non Scusi. sono mai contenti. No, cioè, ma dico lei che non toglie il sono cartellino e contenti. gli dà lo smartphone per controllarli. Dopo volevano la mensa aziendale, noi abbiamo fatto di più. Sarebbe stata banale la mensa aziendale. Dai, noi li abbiamo resi protagonisti della pausa pranzo. in che Abbiamo modo? crompato un terreno, d'estate vanno a semenarsi l'orto, si scusi. coltivano le insalatine e basta. E niente, neanche qua. Un mucchio di storie, ma credo che non va nessuno in orto. Scusi, assessore, capito, cioè, ma magari assessore, volevano, ma c'è- cioè, voglio dire, semplicemente che poter abitudini- mangiare tranquillamente. Che poi, cioè, in una pausa estate, pausa pranzo d'estate col sole che batte, cioè, voglio dire, anche Anche io non ci caldo. andrei. E ora mettiamo l'orto all'ombra. Come pensi tu che venga su i pomodori? Capito? No, Non si può, è quello Dopo, io voleva palestra aziendale, Sì. abbiamo spazio, abbiamo pertanto pensato di spostare il parcheggio 1 chilometro più in là. Volete Come fare, diceva Pippo prima, sì, come sì, diceva sì. Pippo. volete fare movimento? Camminea Forse un chilometro è tantino, però, sì, però in assessore. effetti sì. Li controllate con lo smartphone che va a far l'orto camminare 1 chilometro, immagino che si lamentano. Non mi spiego perché ultimamente c'è un molto turnover di personale. Ma nella chissà mia come azienda. mai? Cioè, vabbè, salutiamo l'assessore Ciano Contin. Ciao persone e un saluto a tutti i miei carissimi collaboratori. Oggi parliamo di mobili, lo facciamo col nostro mobiliere di fiducia no, Gaetano non parliamo nella di sua mobili. rubrica Credenze dal mondo. Ma no, non sono le credenze intese come mobili, Eh. le credenze intese come delle cose che noi crediamo siano vere, ma magari così vere non sono. Scusa, avevo letto male la Ce rubrica. ne sono velocissime, tre questa Vai, rubrica vai, sarà vai, proprio raccontaci, rapida. La prima è che noi pensiamo che i tori Sì. si arrabbino di fronte a che colore il rosso, il rosso. invece in realtà sono totalmente indifferenti al colore rosso, perché come buona parte dei bovini non vedono il rosso come noi, ma vedono un colore grigiastro. No, allora sono piuttosto insensibili al grigiastro. no, non sono arrabbiati, non si arrabbiano per il grigiastro, ma sono i movimenti del pelo del torero, ad esempio, a far irritare il toro. Ecco, che tra percepito. l'altro ha anche senso, no? Esatto, Cioè, uno cioè, là, vestito bravo, con una roba esatto, esatto. Ci sta. Oppure i biscotti della fortuna, Sì, che spesso cinesi. vediamo nei film, bravissimo cinesi, bravo, nelle serie ristorante americane, cinese, certo. che noi troviamo in tutti i ristoranti cinesi, in realtà non sono cinesi, No, ma no, sono no. stati inventati in Giappone e vabbè. poi, attenzione, fatti conoscere negli Stati Uniti. Ma dai. E infatti è molto raro trovarli in Cina, dove sono riconosciuti come un simbolo della cucina statunitense. No, il È mondo a incredibile. rovescio, proprio mi È stai incredibile. aprendo un Attenzione, mondo. E poi l'ultima, si dice che Napoleone Bonaparte fosse molto basso. È vero, è vero. Ma in realtà Napoleone Bonaparte era molto più alto della media dei francesi del tempo. Che Cioè però la sua altezza fu rilevata dopo la sua morte naturalmente e risultò di 1,69 m, praticamente come me, io sono 1,70 m. infatti. Quindi l'appellativo piccolo caporale, secondo alcuni storici, fu attribuito o in senso Impropriamente, affettuoso, o oppure impropriamente, come- oppure piccolo caporale. Magari l'ha detto Giuseppina un giorno, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Quindi non è vero che noi nel nostro trio
trio comico, abbiamo il piccolo napoletano. No, la smetti, non sono napoletano e non sono piccolo, sono Allora, 1,70 m come a meno napoletano. che non sia francese. Forse Gaetano no, è è francese. sono francese, sono A tra pochette con Senz'altro Domenique. Eccolo, lo sentite in sottofondo? Purtroppo lo sentite in sottofondo. È il suono del nostro guru indiano, Ramen Hafazoi. Allora, quando tutto potrebbe andare peggio, ricordate che potrebbe sempre arrivare il guru. No, Maestro. tra l'altro mi sono veramente un fan di sto guru, Marco. Come dico sempre, fanguru tutti e No, due. no, E no. andiamo ad ascoltare i 6 segni zodiacali di questa settimana, perché ricordiamo che gli altri 6 non li ha visti perché era Nuvoloso. Gemelli, gemelli. sai qual è la chiave per sentirti sicuro? No. La chiave per rilassarti? No. La chiave per stare solo con te stesso? No. È la chiave del bagno, ce la farà, starai bene. Ha ragione, ha ragione. Pesci? Quando senti il desiderio di cambiare ma non riesci, ricorda che forse il telecomando è sotto il cuscino del divano. Ah beh, Buona anche questa, però. ci sta, ci Questa sta. è buona. Capricorno, sei triste perché hai pubblicato una foto su Instagram ma nessuno ha messo un like. Ah. Non ti preoccupare, non cercare l'approvazione degli altri. Giusto. E se proprio la cerchi, cambia che a foto che sei inguardabile. No, maestro, Perché, ma- povera? Che su col Capricorno, maestro. Scorpione, il 2026 sarà per te l'anno del riscatto. Nel 2025? Attenzione però che nel 2025 ti rapiranno. No, ma non riscatta, ma dai. Ci sta. Sagittario, oggi non so cosa dirti, Sagittario. Prendi l'oroscopo di ieri, sappi che oggi andrà ancora peggio. No, ma Perché? Ma poveretto. perché? No, povero Sagittario. E ora chiudiamo con il Toro. Sì. Toro, sei molto stanco. Devi ricaricare la batteria. Hai bisogno di staccare la spina. Ci sta. Peccato che se stacchi la spina non puoi ricaricare la batteria. No. Deciditi. Anche questa. Grazie al nostro Ramena Fasoi. Grande. Ragazzi, è il 30 marzo. sì. e- Cosa fate a Capodanno? No, non è aspetta, che, ma non è perché che manca dici? così poco tempo, insomma. Ragazzi, è già finito marzo. Questo è vero, questo è vero. Quindi Però vi ripeto per la Capodanno. domanda: cosa fate a Capodanno? Ancora, sicuramente 2026. Esatto. Ah, addirittura. Ci prendiamo. No, Beh, il 30 marzo è una giornata particolare? Giornata speciale perché compie gli anni il mio papà. Ciao Gianni. Auguri, Gianni! Happy birthday to you. Gianni, l'ottimismo! Posso chiedere quanti anni fa tuo papà? Fa 81 anni portati alla grandissima. alla meravigliosamente. Mi grandissima. dimostri di più tu, posso dire? Lo so, tale padre, tale figlio, ma Ascolta, Pippo, che Sì. regalo si fa a una persona che compie 80 anni? bravo, è proprio quello che stiamo dibattendo nella chat con le mie sorelle. Avete ancora preso il regalo? Non abbiamo No, ancora però- preso perché faremo questa sera la festa, ma c'è ancora tempo. Allora, oggi posso chiederti una cosa? Per Sì. trovare il regalo giusto, intanto vai a scartare i regali che rischi di avergli già fatto e non ti ricordi. Tipo Beh, ma l'anno li ho già scorso... scartati. No, scartare non in quel senso, li elimini dalla eliminare. lista. L'anno Ah. scorso che regalo avete fatto? abbiamo preso una bottiglia di grappa l'anno scorso, Vabbè, mi fa bella, piace bella, sì, sì. particolarmente. Però, l'anno prima La prima cos'era? 2023. 3. La bottiglia di grappa che abbiamo preso a mio papà. Ho capito, però- Mi piace un sacco. Non nel scusa. 2024, nel 2023. Sì, sì, no, anche nel 2023. E nel 2022 l'anno una prima. bottiglia di grappa. E Vai un po' vabbè, più indietro nel tempo, non so, cioè... anche fa cambiare, tipo il 2018. Ah, vabbè, no, nel 2018 era l'anno che abbiamo preso il pigiama. Sì? No, una bottiglia di grappa. Scusa, ma non so, nel 2005 cosa gli avete Beh, preso? siamo andati sul sicuro No. nel 2005 abbiamo preso una bottiglia di grappa. Mico come idea. Ah, anche a me, anche a me. secondo me bisogneria cercare una roba Bravo. che ti possa piacere, ma anche un po' cambiare dagli anni scorsi. Iago, Vai. Vai. due bottiglie di grappa. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio qui su Radio Bella e Monella a Senz'altro Domenica. Abbiamo parlato nella prima ora di compleanni perché il mio papà compie gli anni, ma non è l'unico a compierli in questo periodo. Ricordiamo no? anche che cosa regalerai anche quest'anno a tuo padre. Una bottiglia di grappa, caro. mi Anzi, piace. due abbiamo. Viva, Due la, bottiglie di viva grappa. la fantasia, viva la Esatto. fantasia. Ci sono altri compleanni in vista? Primo aprile Martina, la tua mia compagna. amata, la mia Ah, amata. cara, Amata senza la A, anche Conoscendola sì. E tu cosa pensi di regalarle? Perché è interessante. E beh, prima parlando con Pippo che Sì. parlava così dei regali da fare a suo papà, pensavo di comprarle una bottiglia di grappa. No, scusa, no. Non ti sbagli mai, No, nel suo caso sì, la Marti mi pare che sia astemia.
Vabbè, ora che regala suo papà di Pippo. Quante vite può avere un uomo? Almeno 16 da quello Ma che io spero almeno una di godermela fino in fondo. Bravo, questa è la risposta. Almeno una da godersi fino in Bravo, fondo. sa C'è tutto chi io. però questa vita se la gode e come? C'è chi in una vita ne può vivere tante di vite. Parliamo per esempio di Johnny Kim. Johnny Kim? Lo conoscete Johnny No, Kim? no, Non lo conoscevo, però ne ho letto la storia, mi ha colpito perché è del 1984. Neanche Giovane, abbastanza giovane. Cioè, certo, 5 anni in meno di me. Cioè 10 anni in meno di me. Esatto, è nato da una famiglia di immigrati sudcoreani e ha avuto una carriera lavorativa che ha spaziato in tanti ambiti affascinanti. Intanto è stato un Navy SEAL. Voi sapete che cosa sono i Navy SEAL? Sono i Certo. corpi speciali dei marini pazzi americani. scatenati, esatto. Esatto, dove per entrare devi fare una fatica allucinante perché deve avere delle caratteristiche fisiche importanti. Certo. Lui ci è arrivato, ha partecipato a più di 100 missioni, ha ricoperto ruoli cruciali come soccorritore, cecchino, point man. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Dai, Questa dai, è una caspita, vita. Complimenti Johnny Ma Kim. durante il servizio da Navy SEAL, diciamo, si è appassionato alla medicina. Quindi è diventato medico? Ha lasciato la marina, si è laureato ad Harvard. Si è laureato ad Harvard in medicina e quindi complimenti, è stato un complimenti, medico. bello. Attenzione perché ha detto, vabbè, sa che so. Ha ottenuto una laurea con lode in matematica Sì, vabbè, presso l'Università Scusa, di San cioè, Diego. qual è il meccanismo per cui passo da medicina a matematica? Ma soprattutto, cioè, come fa a fare tutta sta non lo roba? so, ma mi pare- Nel 2017 è stato selezionato come uno dei 22 astronauti della NASA su un totale di 18.000 candidati. Ma dai, E- Però aveva un senso, perché all'inizio hai detto che Un la sua Navy SEAL. carriera ha spaziato in diversi Esatto. ambiti, per cui la NASA è Quindi giusto, è questo giusto. in 5 anni di meno di me è stato un Navy SEAL, un medico, matematico, astronauta. Io ho 45 anni, ragazzi, Sì. e ieri finalmente ho imparato a mangiare sushi con le bacchette. Ma bravo! Oh, Marco! Alla faccia dei Navy SEAL. Voglio vedere se il Jimmy Kim qua se vuole mangiare quei Sì, bacchini. perché ha origini asiatiche. Ah, sì, Mica con sa origini che cosa, asiatiche. ma- Oggi è il 30 marzo, ma come sapete voi amici che ci seguite da casa, qui a Senz'altro Domenica abbiamo anche una rubrica che si chiama Notizie fuori tempo. Ah, certo, certo. Notizie che commentiamo a Anni stanza dopo. di anni, esatto, perché magari non c'erano i social. E nessuno ne parla. Bravo, Nessuno bravo. ne parla. Parliamo di una notizia accaduta il 30 di marzo del 1866. Come no? Non c'ero. Neanch'io. Io me la ricordo benissimo. Ma sono impossibile. Sì, sì, sì. Come fai? La Russia, che forse non so, conosciamo. distratta, semplicemente bisognosa di soldi, di contanti, non lo so, decise di vendere l'Alaska agli Stati Uniti. Ma dai. Ora, già io non sapevo che l'Alaska fosse sotto alla Russia Neanch'io all'epoca. lo Ma neanche io sapevo che si potesse vendere uno Ma strato. probabilmente sì, l'ha venduta per la modica cifra allora di 7,2 milioni di dollari, che nel 1867 Ha messo erano su un sacco di soldi. subito.it. No, non proprio, comunque alla fine. Vendesi Alaska. C'è da Russia è dire, interessata. c'è da dire che negli Stati Uniti non erano tutti convinti, perché insomma, cioè, voglio dire, una distesa di ghiaccio piena di orsi polari, insomma, non pareva così. E di programmi di D-Max. E poi invece, forse qualcuno ci aveva visto lungo, si scoprì l'oro, il petrolio, ma anche una bellezza naturale mozzafiato, Certo, uno dei territori certo. più belli degli Stati Uniti. Infatti. Curiosità vuole che il 30 marzo, lo stesso giorno, ma del 1987, quindi 120 anni dopo, un dipinto di Vincent van Gogh, Sì. uno dei celebri girasoli, Certo. viene battuto all'asta per 40 milioni di dollari. Mamma mia. Un solo quadro per una cifra enorme e Certo. probabilmente più alta, forse anche in proporzione di quella per comprare un intero pezzo di continente. Pensa, Cioè, compravi 6 Alasche qua. Bravo. praticamente. Cosa ci insegna questa storia? Che non avrò mai un Van Gogh appeso in camera. Questo sei sicuro. E neanche all'Alaska. No, ne direi proprio di Pesa no. in camera, non No, credo. dicevo che questa giornata ci dice che non sempre il valore delle cose è fin da subito evidente. Certo, no? è vero. L'Alaska sembrava un acquisto poco sensato, invece è diventata una Certo. delle regioni più belle, più ricche e affascinanti degli Stati Uniti. E i quadri di Van Gogh, che infatti. sono stati snobbati in vita, Sì, è vero. oggi sono tra le opere più preziose del mondo. E allora l'insegnamento forse di questa giornata è che investire nella bellezza, nella cultura e nel futuro è sempre un'ottima scelta. Bravo Gaetano! Grazie. Popolo di Radio Bella e Monella, ritorna quest'oggi la rubrica Cazzo c'entra? Il No, quiz, no, non è una il parolaccia. quiz. Ma perché lo devo spiegare a te che ce l'hai insegnata tu questa parola? Cazzo c'entra significa Ma non la attinente, gheghettina. non attinente in che lingua questa Aramaico, volta? aramaico. Ciao Michael, ciao Michael.
Michael nel senso di Michael. Era vabbè. Maiko. Ma non era Ramaico la volta scorsa, era Cazzo Latina. c'entra? Se tu incontravi una Ramaico ti dicevo oh cazzo c'entra. No, credo che Cioè non è attinente. anche se incontri un Maranza più o meno ti dice le stesse Più o cose. meno. Possiamo andare come funziona questo quiz, Marco? Allora io vi leggerò il testo di una bellissima canzone italiana sulla scorta di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Sì. Dico sulla scorta perché ne avevo due e questa era quella Era quella di scorta. Esatto. La canzone di oggi è Ma il cielo è sempre più blu. Difficile, Quindi se sentirete non me la ricordo. qualcosa che Sì. non è attinente di questa bellissima canzone me di la Rino ricordo. Gaetano Rocco Guadagno, Cazzo chi- c'entra? Rino Gaetano, Rino c'entra? Gaetano. Chi vive in baracca, chi sogna il salario, chi ama l'amore e i sogni di gloria. Cazzo c'entra? No. So che è sbagliata, ma non so chi suda il salario, forse era? Bravo Chi suda il salario? Gaetano! Sì, ma so solo questa perché poi non so più nient'altro. Suda il salario, Ah, Gaetano. Gaetano. Pippo, mi raccomando perché devi vincere. Ma non è corretto, così non si fa un quiz se vuoi far vincere Nessuno ha lui. mai nominato la parola correttezza. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa Cazzo c'entra? No, era giusta. Era giusta. Ok. Siamo 2-0, 2-0. Diamine. Chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria, chi mangia una pesca, chi tira il nocciolo. Non era una C'entra, pesca. non era una pesca. Cazzo era- c'entra? Chi tira una. Non avete detto No. cazzo c'entra Cazzo Gaetano? c'entra? Pippo solo può rispondere. Ma perché? No, Chi ma- mangia? Una. sì. Una. Tempo scaduto. Chi mangia una volta, chi tira al bersaglio. Chi vuole l'aumento, chi gioca a Sanremo, chi porta gli occhiali. Cazzo c'entra? Non è Sanremo. Era siamo dei grandi conoscitori della canzone di Rino Ragazzi, Gaetano. noi che cosa conosciamo veramente del Ma il cielo è sempre più blu? Ma il cielo è sempre più blu. Vediamo le ultime due. Chi Vai. porta gli occhiali, chi porta le lenti a contatto progressive. Chi cazzo ama c'entra, dai. ve la faccio facile. Chi va sotto un treno era. Chi ama la Eh? zia, chi non è figlio di Maria. Chi Cazzo trova- c'entra? Chi va? Non me lo ricordo. La porta pia. Chi, Porta pia. chi trova scontato, chi l'affare ha fatto. Cazzo c'entra? Chi la era fare? giusto. Ha trovato sarà perché chi la fare ha trovato. Chi trova scontato, chi come ha trovato. Gaetano ci salva con un cazzo c'entra che era poco convinto ma che gli consente di sì. passare in testa. Questa volta vince Pippo! Che ho vinto io? Non lo so, non lo so. Premio di consolazione. Come sapete, Gaetano del gruppo comico Cosa? Marco e Pippo Cosa? è quello che ha più tempo di tutti. Ma non è vero, È sta quello che ha cosa. meno da fare. Ma non è Molto vera sta tempo. cosa, lo dite voi. Essendo ricco di famiglia non deve neanche lavorare più di tanto. Ma anche questa è una cosa che dite voi. Sì, però Comunque intanto è vero. Ecco, È vero che No, è vero che ho del tempo che in realtà investo nella visione di film, di serie TV, anche per poterle consigliare ad Certo, amici, ma parenti perché e noi soprattutto comici quando ci facciamo i fatti nostri stiamo lavorando. Esatto. Scusa, Sì, Dice, io quando mi accompagna, ma stai giocando con la Play? No, No, sto lavorando. no, studiando il mondo gaming. esatto. Allora, c'è una serie TV di cui stanno parlando veramente tutti, si chiama La so. Adolescence. No, non l'ho vista ma la so. È spettacolare, ragazzi. Sulla È bocca una di tutti. mini serie TV perché sono solo 4 episodi presente su Netflix. Certo. Che ho divorato perché è sì? veloce, perché sono 4 ore, ma che passano in un lampo. Mi è 4 piaciuta tantissimo perché è riuscita a graffiarmi veramente dentro, a mettermi in profonda difficoltà. Ha due grandissime caratteristiche: l'aspetto tecnico e il messaggio. L'aspetto vai. tecnico perché è un capolavoro, perché ogni episodio è un'unica ripresa, veramente. senza tagli, senza margine d'errore. Quindi grandissimi gli attori. Bravissimi, mesi e mesi di prove per fare un buono alla prima. Wow, un po' come fantastico. succede a teatro in qualche modo, cioè devi in qualche modo, se sbagli, diventare ricchezza. sì. E ogni Gli episodio altri, appunto, sono miliardari. Sì, Ah, esatto. beh, ogni episodio è un unico piano sequenza, quindi una tecnica che ti fa sentire lì. Pensate una sì. cosa velocissima: c'è un primo inseguimento, un ragazzino esce fuori dalla classe, corre inseguito da un poliziotto che lo bracca. In tutta questa ripresa ci sono dei video che lo mostrano online, c'è un cameraman che è un runner, quindi corre dietro a questi due inseguitori. Quando a un certo punto, per fare una ripresa diversa, monta su un carrello, per cui ha anche la mobilità
insomma delle ruote, diventa una ripresa completamente diversa. Poi all'improvviso, quando lo bracca il poliziotto, questa ripresa diventa una dronata dall'alto, quindi una visuale dall'alto, per scendere due isolati più in là in un primo piano di un altro protagonista. Quindi grande Meraviglioso. coordinazione tecnica Spettacolare. anche tra le persone che hanno lavorato Bravo. a produrre questo E quindi veramente un grande virtuosismo. Poi, E poi c'è detto un aspetto questo, c'è umano, l'aspetto credo. umano, che è la storia, perché soprattutto il messaggio che lascia veramente lacerati dentro, perché è una serie che ti costringe a confrontarti con la scomodità, con gli spigoli, con la cruda verità delle problematiche dei giovani di oggi. certo. E lo fa in un modo talmente intenso che arriva veramente a spaccarti il cuore. Io ho pianto, non vi posso dire la frase finale perché sarebbe no, uno no, non spoiler, c'è da dire, non c'è ma da è dire. veramente una cosa che mi ha devastato. Ma sai- Ecco perché vorrei che questa serie la vedessero tutti, ma allo stesso tempo vorrei sconsigliarvela proprio per non darvi un dispiacere in qualche modo. Però sai cosa mi Sì, lascia questa? bravo. Cioè, mi lascia un grande messaggio. Bravissimo, dillo Ma perché mi piace. Netflix dando 3 mesi gratis Ma che perché? vedremo e consigliamo Non tutti. è che famo pubblicità su Scusa, serie TV. ma io ci metto 4 ore per trovare un bellissimo messaggio e voi la finite così. Ma Ma no, va- Netflix gratis, come fai a vedere? Netflix paga i soldi. Torna a trovarci qui con noi a Senz'altro Domenica la nostra dottoressa dei cuori infranti, la nostra Elsa Pagin. Oh, che bella presentazione. Che bello. Buongiorno a tutti, devo aver preso una laurea in amore. Che bello. Sì, cara nostra Elsa. È bello che lei sia qui con noi. Ci sono arrivate tante mail Bravo, dai nostri bravo, bravo. ascoltatori. Sì, c'è chi ci ha scritto questa settimana. Sì, l'ha appena Chi ci ha detto. scritto? Chi ci ha scritto? Ah, chi c'è scritto una domanda? Ci sì. scrive Mary Cordo. Me ricordo. sì. Mary Cordo. Me ricordo. Sì, Me sì. ricordo, sì, Ciao sì. Elsa, sono Me ricordo. Bravissimo, bravissimo. Sono single, non riesco a trovare un uomo e passo tutto il tempo a guardare film. Ah, sì, sì. Visto che gli uomini liberi, di uomini liberi non ce n'è neanche l'ombra, cosa mi consigli di guardare? Lei Elsa è cinefila. Sì, mi piacciono tutti gli animali, anche se in realtà al momento ho 2 gatti. No, cinefila intesa. Vabbè. Ha qualche film da consigliare a me ricordo? E vediamo se mi ricordo qualcosa. Allora, ieri sera mi ha mi fatto ricordo. vedere il film una mia amica che si chiama Aladdin. Non è recentissimo, ma mi è piaciuto. Non lo conoscevo, però Sì. c'è quell'attore anche bravissimo che ha Sì. fatto tanti film. L'attore è quello che fa rima con topo, ratto, sorcio. Scusi, cioè dopo Ratto e Sorcio non fa neanche rima tra loro? Sempre roditori sono. Sempre roditori. cosa, Pippo? Cioè, Come si chiama non fare- quell'attore? Will Smith. Will Smith. Will Will- Smith. bravo Come fa? Pippo. Non fa rima né neanche con roditori. neanche- Sì, ma ho visto il film. se Ah, posso ecco, dire. per quello. Tra l'altro, Sì. la mia amica mi ha detto che dovrebbe uscire Aladdin 2 Ah. quest'anno proprio, che sarà diretto da quel regista che non mi ricordo il nome. Vabbè, allora. L'aiuto io. Che era stato anche sposato con Madonna, la cantante. Ah, Guy Ritchie. Eh? Guy Ritchie. Non lo so, non l'ho presente di faccia, neanche a me di non me lo volto, di ricordo. lineamenti. No. Guy Ritchie, sono sicuro. Senti, non è che guardo i capelli di una persona, non lo so. Anche perché gli artisti cambia sempre il look, Guy. Non puoi Sì, anche sapere. se uno si rapa a zero e non Guy Ritchie, sempre il suo il film. Ma non c'entra quello Guy Ritchie. Allora, andiamo con la prossima domanda per piacere. Ci scrive il signor Capissomino. Chi scusi? Capissomino. Chi scusi? Mino Capisso. Ah, Mino Capiscio. Allora, se non capite, leggo io. Allora, nel senso- Ciao Elsa, sono single, non riesco a trovare una donna e passo tutto il tempo a guardare film. Mi piacerebbe trovare una donna con la mia stessa passione. Sì. Ma dove trovarla? Risposta è facile. Ah sì, giusto. Contattami al 328. No, no. devo dire l'ascoltatrice di prima si ricorda. Ah no, non so di che state parlando. Ricordo. No, non mi ricordo. Ma ricordo. No, non mi ricordo. Non ricordo. Non capisco. Ma vi rendete conto che è già finita la puntata di Senz'altro Domenica, ragazzi? Il sì, tempo sì. vola, no? Come si dice, no? Tempus. Fugit. Fugit. Chi è che l'aveva detto Tempus Fugit? Tempus. Donald Trump. Donald Duck. La cosa non è detto nell'uno nell'altro. Tempus. Comunque, se volete riascoltarvi la puntata, potete andare a cercare il nostro podcast. Dove lo trovate? Sul nostro sito www.marchepipo.com oppure sul sito di Radio Bella e Monella, giusto? Podcast, voce del verbo, tempus fugit, No! podcast resta. Umano lo so. Est. Sì, ragazzi, proprio il latino è Ma noi vogliamo chiudere come sempre con una bellissima citazione, un'ispirazione per questa vostra domenica, e quella di oggi l'ha trovata Gaetano. Ah sì? Sì. È di Herman Melville, lo scrittore di Moby Dick. Conosco. E dice: è meglio fallire nell'originalità che avere successo nell'imitazione. Bella. E allora vi
auguriamo una domenica di originalità, una vita di originalità. Noi vi aspettiamo ancora domenica prossima dalle 10 alle 12 qui su Radio Bella e Monella con Senz'altro domenica! Everybody moving.